Mi sono svegliata perché ho sentito dei lamenti, tipo delle grida: "Ah, aiuto, ah", non lo so. Ho guardato fuori dalla finestra, ho abbassato lo sguardo e c'era una ragazza distesa a terra che piangeva, si lamentava. Sono da poco passate le 6 del mattino in pieno centro a Cornuda, quando diversi residenti si trovano davanti a una scena agghiacciante. C'è una ragazzina a terra, 14enne, gravemente ferita. Si scoprirà poi che è volata dalla finestra del terzo piano della casa in cui vive con i genitori, in quel momento all'estero, e al fratello 18enne che pare stesse dormendo. 15 metri di volo attutiti provvidenzialmente da questa rete. La ragazza è finita prima sulla rete e poi a terra. Quindi non si è sentito il tonfo, anche se fosse caduta, non è caduta a terra, è caduta sulla rete e poi è andata a terra. La 14enne quindi è cosciente quando arrivano gli operatori del 118, la mobilitazione è generale. E ho visto l'elicottero che si è calato qui vicino al campo sportivo e dopo circa 20 minuti si è rialzato e è andato via. Ho sentito le sirene dell'automedica là, dell'ambulanza, basta. Sul posto i carabinieri che escludono quasi subito il coinvolgimento di terzi. Più che un incidente si tratterebbe di un tentato gesto estremo. La notizia ha veramente scosso tutta la comunità, siamo nel cuore del paese, sia per la giovanetà della ragazza ma anche per la situazione in sé per sé. Ci siamo fatti presenti anche al fratello, che è l'unica persona della famiglia qui al momento presente, e ci siamo messi a disposizione anche per facilitare il rientro dei genitori. Le istituzioni non sono semplicemente dei tagli di nastro, sono delle persone fisicamente alle quali ci si può rapportare e confrontare. Un fatto che interroga le coscienze in un momento in cui sempre più giovani faticano a reggere il peso delle loro esistenze. L'associazione Il Filo di Simo da anni ha messo in piedi una task force antisuicidi. Ad oggi stiamo seguendo centinaio di persone, la fascia di età, il 70% è dai 12 ai 27 anni. Dal nostro osservatorio l'età si sta abbassando, abbiamo notato che tra le altre cose è sempre più frequente il disagio di ragazzini che sono sulla fascia di età che va dai 14, 15 e 16 anni. Ma per evitare questo dovremmo avere il coraggio di parlare sempre più spesso di suicidio e utilizzare la parola suicidio come un qualcosa che possa portare a condividere le difficoltà delle persone. Siamo esposti a questo rischio perché, ripeto, la vita è imprevedibile, il gesto suicidario è imprevedibile, non ti dirà mai quando succede, ma potrebbe purtroppo succedere.